Fatto teatro, lui è attore, artista, tutto. Avete fatto tante cose insieme Sì, abbiamo artisticamente. Un altro amico della famiglia Merola. Antoine! Come stai? Buonasera a tutti, ciao Mario. Buonasera. Come stai? Tutto a posto? Benissimo. Ah, mi fa piacere. Mi fa piacere stare qua. Io So quanto ami la mia famiglia, vabbè, papà. la famiglia Merola, chi non ama la famiglia Merola? Io forse sono più amico di Francesco che di papà, perché Sì. sono nato in un'altra epoca, ho fatto altri incontri, però devo dire all'aneddoto perché devo dire questa cosa che è carina. Io nel 1986 iniziavo a avere i miei primi successi nei vicoli e diciamo che i cantanti, quelli là importantissimi, i cantanti giovani, non è che ad esempio non li conoscevano. Io mi trovavo in un ristorante che era il Pino d'Oro a Torre del Greco e c'era Mario Merola che doveva cantare prima di me. Allora io sicuramente lo volevo salutare perché non avevo ancora il piacere di conoscere, cioè te pochissimo non mi conosce proprio Mario Merola. Lui si era assettato praticamente in da casetta del guardamacchina, tutto quanto, e se si passa in da casetta del guardamacchina, come niente fosse, ma parecchio io dice, tu ti ha cagnato un nome, tu non ti chiami Antoine, tu sei un meroliano, tu ti chiami Antonio Merola, che mi sconvolto, cioè, guarda. E tornai a casa proprio felicissimo perché certi guarda, Mario Merola mi conosce. E mi fa piacere che lui adesso interpreta un pezzo di papà, molto bello. Vogliamo dirlo? Inferno d'amore. Vado, che grande canzone. È una canzone difficile, eh? Antoine, Grazie. cambiamo il microfono. Antoine, Inferno d'amore. Dricciata che sospira, scende un pensiero in questa fantasia. Parole mie, ognuno il loro lascia questo amore, roce amaro, ma che inferno d'amore sei tu, perché prigioniera sei te, mi dici in tuo cuore, inferno e passione, non ti curi me, si mi innamora. Faccia aprire il cuore per tenerti sicura sempre per sempre mia insieme con me, ma niente ci può fare si succhiare specchio non io sto a vedere. Inferno d'amore sei tu, perché prigioniera sei te, mi misi in tuo cuore, inferno e passione, non ti curi me, si mi innamora. E non ti curi me, grazie, grazie. Che bello. Antoine, Grazie. cambia microfono. Devo
devo dire una cosa importante. Che bello. Cantare le canzoni di Mario Merola è difficilissimo perché Mario Merola era così personale che tu rischi di imitarlo e se lo imiti, l'applauso va giustamente sempre a lui perché Mario Merola era unico. No, Allora, tu hai fatto una tua versione e mi piace. Oppure lo imiti e noi applaudiamo sempre Merola, che è voglio sempre bene. il nostro cuore. Grazie! Grazie che mi sei venuto a trovare.